5 Stelle Sardegna. Die pro die. Ideato e condotto da Paul De Santi. Bentrovati in questa nuova puntata di Die pro die. Oggi si parla di Sassari, si parla dell'emiciclo Garibaldi, dove sono partiti i lavori per fare il parcheggio interrato Comune di Sassari. Il sindaco ha premesso che il giorno 26/04/07 saranno consegnate le aree necessarie per la realizzazione dei lavori di costruzione del parcheggio interrato all'emiciclo Garibaldi. Ordina. Questo è naturalmente il sindaco, a decorrere dal giorno 26/04/07, data di consegna delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori relativi alla fase 1. Sono date le seguenti modifiche alla circolazione veicolare. Emiciclo Garibaldi, ci siamo, vediamo cosa ne pensano i nostri concittadini di Sassari, andiamo a scoprire quali sono i problemi che incombono poi su questa zona che un domani sicuramente sarà una grande zona commerciale. Siamo in compagnia di Mario Sanna, il proprietario del Central Bar qui all'emiciclo Garibaldi. Ciao, il gestore di questo locale. Come va Mario? Qualche problema? Benino, abbiamo diminuito un bel po' di incassi. Che bisogna fare? Sei contento comunque intanto dei lavori che si stanno facendo? Siamo contenti, però se li avrebbero fatti con più criterio magari saremmo stati un pochino contenti tutti. Cioè, tipo sarebbe potuto essere il criterio? Siccome è un grande lavoro questo qua che stanno facendo, o terminavano già i lavori che abbiamo dietro alle spalle e un po' anche in tutta la cittadinanza e poi proseguire un grande lavoro come questo. Anche perché bisogna ricordare ai nostri telespettatori che non si sta solo lavorando sull'emiciclo Garibaldi ma anche su altre piazze, quindi insomma grandi disagi, ma sicuramente nel prossimo futuro, io sono sempre positivo, lo dico sempre, nel prossimo futuro la città sarà molto più vivibile. Speriamo. Però c'è da ricordare che stanno decentrando anche tutta la città, tutti i migliori uffici li hanno portati o a Piandana e alcuni altri spareranno. Insomma il centro sarà un po' più... La questura andrà via, il tribunale andrà via, le carceri penso che vadano via, questi parcheggi a cosa ci serviranno? Speriamo per i commercianti. Speriamo per i commercianti o per la gente anche. Intanto noi facciamo un bel comunicato, Mario, ricordatevi, anche se si stanno facendo i lavori qui a Sassari, venite spesso nel centro perché ci sono tanti negozi e ci sono tante persone che vivono di questo, per cui venite al Central Bar, venite negli altri bar, venite nei negozi del centro. Anche gli abitanti di Sassari. Questo è un comunicato che facciamo, quindi non abbandonate i commercianti, venite qui anche a fare le spese. Ok, grazie. Mario, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao. Anwar, ma questo negozio è tuo? Sì, yes, this is my negozio. Sì, ma senti, ma se tu parli in inglese, come fai ad avere un negozio qua a Sassari? Devi parlare italiano? Mio negozio. Sì, ma dico, tu hai il negozio qui di bigiotteria, parli italiano spero? Sì. Mio bigiotteria Indian Bangla Bazar bigiotteria mio. Agora problema questo lavoro non è buono. Quanto tempo è che sei aperto? Un mese. Sei aperto da un mese, i lavori quando finiranno lo sai? Mio pensare 2 anni. Nel frattempo così almeno impari l'italiano. The problem, I'm actually speak English. Sì, ho capito, ma se ti arriva qua una signora che non capisce l'inglese, come fa a comprarti la bigiotteria? Bigiotteria è un po' dura, no? Sì, mio bigiotteria business 5 anni, mio Sassari tutto lavoro qua, Sassari solo anni, Sassari adesso
questo lavorare problema questo non è buono lavoro, il mio lavoro non è buono perché questo lavoro. Ho capito. Ci rifaremo però sicuramente, intanto così impari l'italiano. Che dici? Va bene, no? Ciao carissimo, grazie. buon lavoro. Ciao. Ciao. Bellissimo. Non è contento di questi lavori? Assolutamente. Sì, ma se questi lavori non si facessero, la città non diventerebbe poi bella, vivibile, quindi andrebbero fatti, vanno fatti. Vanno fatti come si deve, uno alla volta, non tutta la città in una volta. Quindi lei dice troppi lavori nello stesso tempo in città. No, certamente, è diventato un caos Sassari, non si può più lavorare. Per cui lei cosa avrebbe proposto? Dico avrebbe perché ormai i lavori sono partiti. Al sindaco che avrebbe proposto? Di fare i lavori fatti uno alla volta, ne fa uno e si finisce e poi è cominciato l'altro, non cominciare tutto quanto insieme e distruggere tutta la città in una volta. Ma che ne pensa di questi lavori qui all'emiciclo Garibaldi? Vanno bene, È contento? sì. Tra pochissimo la città vivrà meglio, è vero o no? E allora credo che sarà migliore. Molti non vogliono parlare, molti non vogliono esprimere i loro pensieri. La verità è sicuramente che c'è Sassari sottosopra. Io lo dico sempre, non diamo colpe al sindaco, alle amministrazioni, sono lavori che bisogna assolutamente fare per migliorare la nostra città, per renderla più vivibile. Siamo a Sassari, lo ricordiamo sempre, siamo all'emiciclo Garibaldi, una delle piazze sottosopra per i lavori che si spera concludano quanto prima. Buonasera signor Silvano. Dica, questi lavori dell'emiciclo erano 20 anni che li dovevano fare, da 20 anni fa. Tutto qua, hanno incominciato tardi. Comunque meglio incominciare tardi che mai. Che mai, certo. Noi stiamo dicendo a tutti i commercianti, comunque quello che noi stiamo proponendo è che sì, è vero che stanno facendo i lavori, però anche se ci sono i lavori, se c'è la città sottosopra, amici cittadini, venite più spesso nel centro comunque per far vivere i commercianti, che è la cosa più importante, se no qui va male. I commercianti è un problema, un grande problema. Bisogna risolverlo. E devono ridurre 3 mesi di tasse. No, lei ha detto il problema dei commercianti. Da ridurre 3 mesi di tasse per via di questi lavori che loro hanno. Questa è una bella proposta. Hanno meno clienti, no? Questa è una bella proposta. Arrivederci. Lei che lavoro fa? Io faccio autotrasporti Quindi, e ogni giorno mi becco una bella contravvenzione per poter lavorare. aia. Lei è in piena negatività. Sì, certamente. Dall'emiciclo Garibaldi è tutto, ricordiamo ancora una volta, non voglio ripetermi ma lo faccio volentieri, venite comunque nel centro per far vivere meglio i nostri commercianti. Arrivederci alla prossima puntata. Die pro die.